Il curioso caso delle prosciutterie Dall'Ava che arrivano al fallimento nonostante siano state annoverate dalla Confcommercio di Udine nelle eccellenze storiche e nonostante l'inaugurazione recente di nuovi locali, dalla pandemia in poi però il percorso è stato in salita per Carlo Dall'Ava, fondatore del marchio Doc Dall'Ava di San Daniele. Una salita culminata con il fallimento della Prosciutterie SRL di cui Carlo Dall'Ava è socio di maggioranza e legale rappresentante. Un'istanza di liquidazione giudiziale presentata dalle società Doc Dall'Ava SRL e da Doc Italia Fine Food SRL, entrambe controllate dal gruppo francese K-Animation di cui Carlo Dall'Ava cedette le quote di maggioranza nell'anno 2017. Immediate e potenzialmente molto importanti le ricadute di questa istanza, con 8 locali a rischio chiusura, tra cui anche quelli udinesi in via Rialto sotto l'insegna Caffè DM e Piccolo Bar. Ma non solo, anche i famigerati locali di San Daniele, Palmanova, Cortina, per un totale di circa 80 dipendenti che rischiano di trovarsi senza lavoro. C'è stato il tentativo degli avvocati Miculan, Andriolo e Borgna di ricorrere alla Camera di Commercio per avvalersi della composizione negoziata della crisi, mediata in questo caso dall'esperto indipendente avvocato Francesco Ribetti, ma la procedura il 22 febbraio è stata ritenuta inammissibile. Ora la palla passa al curatore Alessandro Paolini con lo stesso avvocato Maurizio Miculan che ha fissato come obiettivo primario quello della garanzia della continuità aziendale per salvaguardare il posto di lavoro degli 80 dipendenti dell'azienda sandanielese.